Da quando il Ministero italiano dell'Ambiente ha recepito le osservazioni e il no di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune, Provincia e Autorità Portuale di Trieste alla realizzazione del rigassificatore di Zaule, il tema non è più salito agli onori delle cronache. Un silenzio che preoccupa gli ambientalisti, visto che ad oggi il progetto non è ancora stato archiviato e visto che ormai si parla sempre più insistentemente della costruzione di un impianto a Monfalcone. Silvia Ster. Nei giorni scorsi l'ex deputato sloveno Aurelio Iuri ha inviato una lettera aperta al governo sloveno, alla regione Friuli Venezia Giulia e al commissario europeo per l'ambiente per sottolineare come il progetto che prevede la costruzione di un rigassificatore si sia spostato da Zaule a Monfalcone, dove è allo studio un altro impianto. In realtà, secondo gli ambientalisti triestini, i progetti in piedi sarebbero ancora due, visto che ufficialmente per archiviare definitivamente l'idea di un rigassificatore a Zaule mancherebbe ancora una firma. La partita è ancora apertissima, per cui non è stata ancora messa la parola fine all'impianto. Manca la valutazione di impatto ambientale e l'annullamento della valutazione. Secondo gli ambientalisti triestini, inoltre, il progetto di Monfalcone potrebbe essere ancora più pericoloso di quello previsto a Zaule. A livello politico non ci sia quell'opposizione che si era manifestata sul rigassificatore di Trieste. Mi sembra che sia tutti un po' così più disponibili a considerare, anche se penso che questo progetto qui sia addirittura peggiore dell'altro, nel senso che sarà un punto di riferimento per trasportare su strada in autobotti il gas liquido, quindi con tutta una serie di problematiche che hanno l'impatto appunto su un territorio vasto, non solo sul territorio dove sarà costruito l'impianto. Probabile che appunto se sarà fatto l'impianto avremo delle autobotti di gas liquido che passano per il territorio, attraversano il confine, vanno in Slovenia, vanno un po' in giro dove esiste una richiesta. Gli ambientalisti infine temono la revisione in sede parlamentare del titolo V della Costituzione con l'intento di dare pieni poteri al governo sul piano strategico per l'energia, escludendo le regioni da ogni decisione, anche se va detto che ad oggi proprio la regione non ha ancora approvato un piano energetico. Siamo in difficoltà perché non esiste un piano energetico regionale, il piano energetico nazionale non è ben chiaro, quindi stiamo parlando senza avere dati sotto mano e questa mancanza di informazioni non ci permette a livello europeo di entrare nel merito delle singole questioni.